Quando ero piccolo aspettavo questo periodo con trepidazione, forse mi piaceva e lo attendevo di più del Natale, perché arrivavano i morti, i nonni, gli zii, ai quali io rivolgevo sempre una preghiera per premiarmi e portare tante cose dolci, e soprattutto quel bellissimo pupo di zucchero che rappresentava il cavalleggero, oppure anche il paladino, o anche una semplice figura che era nel nostro immaginario collettivo la cosa più bella che un bambino potesse ricevere. Di Halloween proprio non ce ne fregava niente, anzi forse sicuramente non ne sapevamo nemmeno della esistenza di questa tradizione anglosassone. Adesso forse un po' le parti si sono invertite, anche noi abbiamo avuto questa contaminazione, però la tradizione gastronomica, soprattutto pasticcera dei nostri giorni ha ripreso per fortuna quello che era una volta, soprattutto con la frutta marturana, forse un po' meno con il pupo di zucchero che spero di trovare ancora accanto nel mio letto con la nonnina che me lo accompagna. Questo per introdurre la settimana nel quale trasmettiamo questa quarta puntata di Target, il talk show di Televideo Agrigento che potete vedere in tutta la Sicilia sul digitale terrestre, l'LCN 92, anche in parte della Calabria meridionale, e poi naturalmente sul nostro sito internet www.televideoagrigento.tv, praticamente in tutto il mondo. Voi ci potete contattare nella nostra email che è target.tva@gmail.com. C'è anche una pagina Facebook, Target il talk show di TVA, dove potete vedere le nostre fotografie e dove potete anche inserire le vostre impressioni, i vostri suggerimenti. Dicevamo la quarta puntata di questo nuovo corso di Target, che però praticamente, come i nostri affezionati telespettatori sanno, ricalca quello che in questi 10 anni è stato il successo della trasmissione, ovvero la proposizione di persone, di associazioni, di fatti, di movimenti nell'ambito culturale, del volontariato, insomma un po' tutto quello che fa grande il nostro territorio e che a volte non ha la giusta visibilità che noi cerchiamo di dare. E dopo questo allora passo subito a presentare gli ospiti della puntata di questa sera. Iniziamo dalla mia sinistra, Don Giuseppe Pondillo, lui della Curia Vescovile di Agrigento, il settore beni culturali che lo interessa particolarmente. Continuare con Gaetano Milioto del coordinamento Titano per l'acqua pubblica. Parleremo anche di sport con questa nuova rinascita della pallavolo femminile grazie alla Pallavolo SEAP Aragona, lei è una giocatrice, Jacqueline Donascimento. E poi la musica, la grande musica che fa veramente importante il nostro territorio, in questi anni ne abbiamo avuto grandissime espressioni. Iniziamo con Giusy Sciara, lei è una coach, un'insegnante della scuola Arcadia di Favara, e con lei due delle ragazze di questa importante scuderia di Angela Maniglia sono Tania Vinciguerra e Gloria Marotta. Bene, Don Giuseppe, dicevamo allora la settimana dedicata ai morti, noi abbiamo una predilezione particolare per i nostri cari defunti, altro che Halloween, non ci interessa. È una dimensione legata alla duplice realtà, la duplice realtà legata alla fede cattolica e quella della tradizione. La fede cattolica che vede nella morte il passaggio e quindi un momento di riflessione proprio legato alla passione, alla morte e alla resurrezione di Cristo, e il momento tradizionale che ha visto nel tempo maturare diverse tradizioni in tutte le realtà d'Italia, della Sicilia e della nostra diocesi in maniera particolare. Ricordava benissimo lei in apertura il tradizionale ricordo della festa dei morti, con quell'attesa che i morti dovevano portarci il regalo. Era un momento particolare nel quale si collegava la vita che vivevamo con quella vita che era stata vissuta, un legame con
nonni, zii, parenti che ci avevano preceduto, e pur sapendo, crescendo, che i genitori ci stavano prendendo forse in giro, ci piaceva sapere che quel giocattolo, quel ricordo ce l'avevano portato i nostri genitori, ma nella memoria e nel ricordo di quel nonno che non c'era stato più. Quindi questa realtà di fede e tradizione che nel nostro territorio è molto legata, tanto che in alcune situazioni è difficile scorgere, separare quella che è la dimensione della fede da quella della tradizione. E il giorno prima, ricordiamolo, è quello di tutti i santi, insomma, di questi intercessori che ci aiutano, ci danno una mano per avvicinarci di più a Dio. Il nostro territorio confonde le due cose. Per noi i morti, come diceva proprio all'inizio, iniziano il giorno l'1 e finiscono il 2. Non c'è la festa di tutti i santi come liturgicamente è ricordata, e questo è anche un bell'aspetto, perché in quella visita ai cimiteri che inizia anche il giorno 1 c'è un riconoscere una santità che non è quella canonizzata, ma è anche di quelli che hanno vissuto la loro semplice vita, la loro esistenza con quelle virtù naturali, e quindi collegare la memoria di quei santi che riconosciamo canonizzati sugli altari o nelle biografie, riconoscere anche una santità che è quella del vissuto quotidiano. Allora la visita al cimitero diventa anche un pellegrinaggio. Gaetano, tu che hai i capelli un po' bianchi come me, ricordi anche tu questo momento importante dei morti che ci portavano i dolcini? Sì, e se ci teneva tanto anche un pupillo di zucchero, una cosa, l'altra, i morti, chi se tu porta la nonna, chi tu porta la nonna, era bellissimo. E siccome si vorrebbe tornare bambini. Giusto, invece adesso insomma non c'è questa attesa, è una festa un po' come gli altri. Un po' si va perdendo, si va perdendo, sì, sì. È veramente un peccato. Però i dolci ci sono sempre. Sì, quello sì, non mancano mai a tavola i dolci. Bene, dopo questa introduzione allora, proprio per ricordare i nostri cari defunti che hanno sempre un momento particolare nel nostro animo, nel nostro cuore, parliamo invece di un problema che stenta a risolversi, anzi sembra che quando si sta per iniziare il percorso poi si interrompe, ovvero quello della cattedrale di Agrigento. Don Giuseppe, l'altro giorno non so se era una cosa vera o se era un fotomontaggio, c'erano delle pecore che pascolavano, per dire dell'abbandono, ecco. No, non c'è l'abbandono, ogni tanto ci sono i lavori nel cantiere della protezione civile sul Palazzo Vescovile, quando viene lasciato aperto il cancello da parte degli operai, il gregge del pastore che si trova in via Giardinello fa un po' di pulizia allora. Ma io non credo, così come che in altri posti siano quegli animali fuori posto. Ho una mia concezione anche sul fatto che la terra va abitata e va abitata da tutti. Sul discorso cattedrale non c'è stato un abbandono, perché effettivamente fino all'altro ieri protezione civile, curia, comune, sovrintendenza hanno cercato di portare avanti un discorso congiunto. La cattedrale già è prossima per vedere gli inizi degli interventi per la messa in sicurezza e l'aumento della capacità sismica del monumento. Questo è un intervento che abbiamo voluto realizzare come diocesi insieme al Comune, partecipando a un bando della Regione Siciliana, un bando di 800.000 euro e altri 800.000 euro con risorse dell'8 per 1000 e della diocesi. Questo permetterà un intervento tampone comunque. Un intervento tampone che permetterà immediatamente di salvare il monumento. Oggi c'è questa necessità, salvare il monumento ed evitare che si possa provocare del danno a valle. Di contro l'altro percorso, che doveva essere parallelo, così era stato distinto nella riunione del 21 settembre del 2016, doveva essere quello sul Colle, quindi l'intervento che doveva fare la protezione civile, dopo aver ultimato tutti i sondaggi, gli studi che sono stati realizzati. Purtroppo abbiamo registrato il 10 di ottobre un arresto dell'iter, perché a un certo punto, quando era chiaro chi doveva fare cosa, tutto viene rimesso in discussione e la protezione civile ha rimesso quelli che sono stati i risultati di tutte le indagini, gli studi che sono stati realizzati all'assessorato territorio ambiente, dicendo: bene, visto che c'è difficoltà a reperire le somme per darle alla protezione civile, voi assessorato territorio ambiente siete titolari dei fondi, ci potete pensare voi. E qui possiamo dire l'ira del cardinale? Ma se ira si può attribuire a un cristiano, se ira si può dare a un cardinale. Per l'inaugurazione della chiesa di Santa Caterina, il giorno 25, effettivamente il cardinale ha fatto riferimento al momento fiero, perché si riapriva una chiesa che
che era quella di Santa Caterina in via Garibaldi, dopo circa 40 anni, 46 anni di chiusura, ma nello stesso tempo, mentre quella chiesa stavamo riaprendo, ancora le porte della cattedrale rimangono chiuse. Da lì una forma di indignazione anche da parte di Don Franco, che non ha visto nell'opinione pubblica, ma anche da parte di chi ha un ruolo particolare, che è quello politico, un intervento veramente forte e significativo per risolvere il problema. Parleremo poi della manifestazione, diciamo, in programma venerdì prossimo. In quell'angolo di studio c'è una bella realtà di Favara, che è la scuola Arcadia. Giussi è una delle insegnanti che, insomma, è stato forse l'elemento più coinvolgente, più trainante, quella che ha lavorato un po' di più per Area Sanremo, questa manifestazione che si è fatta qualche settimana fa. Sì, ne vogliamo parlare, Giussi? Ad agosto, nel mese di agosto, è stato un mese ricco di eventi per Favara. Infatti, oltre ai casting per Area Sanremo Tour che si sono svolti al Castello di Chiaramonte, abbiamo avuto anche la possibilità di dare ai giovani talenti favaresi e non l'opportunità di fare Una ragazza per il cinema, un altro concorso per giovani modelle, e poi lo Zecchino d'Argento, che è ritornato per la nostra Favara. Favara, insomma, che è bella viva e che produce veramente dei piccoli grandi talenti, con la scuola Arcadia, con le altre scuole, insomma, dove giri in televisione trovi sempre qualcuno di Favara. Sì, è veramente, sì, è vero, perché a Favara ci sono tantissimi giovani artisti, sia nell'ambito del canto, della pittura, dell'arte. Quindi abbiamo un esempio con i miei allievi Gloria e Tania. Loro sono stati protagonisti invece di Area Sanremo Tour, hanno passato la fase di Favara e poi hanno fatto diverse altre selezioni sia in Sicilia, per poi arrivare a cantare all'Ariston la settimana scorsa, se non erro, direttamente nella grandissima Area Sanremo che cos'è Sanremo. allora? Un percorso che parte dalla base per cercare di arrivare proprio all'apice della canzone italiana? Alle nuove proposte poi per Sanremo, che sarà fatto poi a febbraio. Credo che sia importante esserci, a parte, certo, uno c'è perché vuole vincere, però anche se non succede, però iniziare con questo percorso, già confrontarsi con gli altri, avere il senso della sfida, insomma, di cercare di andare avanti, ti fa crescere, no, giusto? Sicuramente, sia a livello personale che artistico. E queste ragazze come sono andate? Devo dire che sono state veramente brave, sì, perché sono arrivate fino all'Ariston, quindi hanno superato diverse tappe, hanno conquistato i giurati e il pubblico presente, quindi speriamo bene. Una bella esperienza, Gloria. Sì, una bellissima esperienza che consiglio a tutti di farla e anche di arrivarci, perché eravamo 3.000 all'inizio, ora siamo solo in 800 e ne devono prendere solo 2, speriamo bene. Una piramide che si restringe proprio fino ad arrivare all'apice. Però, come dicevo con Giussi, è bello esserci, è bello partecipare. Sì, tantissimo. C'è l'adrenalina, sì, tanta. Essere lì, essere giudicate per una giuria, poi Teatro Ariston è una bellissima esperienza, sì. Tania, anche per te, insomma, questa voglia di arrivare, di andare avanti, no? Sì, certo, sicuramente. Hai iniziato quando? Hai iniziato a cantare dopo quando? Proprio in fasce, mi dicevano. Sì, ero piccolissima, avevo 4 anni. Quando nascono i bambini generalmente piangono, dice che tu appena sei nata cantavi già direttamente. È un percorso bello? Sì, bellissimo, è una passione che mi ha trasmesso mio padre, quindi nella mia famiglia tutti cantiamo. Cercherò di andare avanti. Sicuramente questo è il sogno che hanno tutti i cantanti. Certo, sì. Tu naturalmente per fare la cantante bisogna avere la predisposizione di base, ma anche le doti naturali che poi con la scuola si vanno affinando, no? Sì, questo è vero, ci deve essere una predisposizione sin da piccoli al canto, all'arte in generale, e poi gli studi sono molto importanti, perché poi riesci ad acquisire la giusta tecnica e quindi ad andare avanti poi. Ma tu sei cattiva come quella che vediamo in televisione? Questa domanda la puoi fare direttamente a loro. Gloria, com'è Giussi come insegnante? È un insegnante bravissimo, è molto brava, speciale, la vogliamo bene. Anche questa è la tua opinione, Tania? Sì. No, devo dire che collaboriamo bene insieme, si è creata una famiglia. E quando è così il lavoro di squadra, e quando c'è il lavoro di squadra è bello andare avanti.
E poi c'è tutto molto più semplice. Angela Maniglia, e in tutto questo appunto io vorrei ringraziare la nostra Angela che fa veramente di tutto, è la nostra mamma, diciamo, organizza tutto lei a scuola, porta questi ragazzi avanti, sempre con diverse proposte, diversi provini. Per esempio questa settimana abbiamo un ragazzo del Nicantino a Roma in un talent show televisivo che entra in onda su Sky e anche su TV Gold, e quindi un'altra bella esperienza anche per loro. E anche perché, diciamo, purtroppo è questa la realtà, cioè, se uno vuole andare avanti in qualsiasi campo c'è il talent, no? Sì. C'è il Grande Fratello, c'è l'Isola dei Famosi, c'è insomma tutte queste trasmissioni, il X Factor, tutto quello che per il momento va per la maggiore. Però c'è, diciamo, un'ampia scelta e anche un'ampia possibilità. Bisogna crederci e lavorare. Bene, poi ascolteremo anche la bravura di queste due ragazze. Conosciamo anche Jacqueline Do Nascimento, dal cognome arriva dal Portogallo? Brasile. Ah, un po' più lontano allora. Sì, un po' più lontano. Portogallo e Brasile sono molto vicini dal punto di vista linguistico. Sì, sì, è la stessa, cioè, cambia solo la maniera che si parla. E come sei arrivata ad Aragona? Beh, io sono qua grazie anche al mio marito che gioca nell'Acragas, gioca a calcio, e siamo stati qua 2 anni fa e quest'anno siamo tornati, lui è tornato e io grazie a lui che è venuto qua ho potuto partecipare di questo progetto che è la SIP Pallavolo Aragona. SIP Pallavolo Aragona che ha già iniziato il campionato? Sì. Ieri abbiamo iniziato. Ah, c'è già la prima partita è andata? Sì, grazie a Dio abbiamo vinto e abbiamo cominciato bene come è un campionato di Serie C? Sì, campionato di Serie C. E quindi cosa? Regionale? Andate fuori Sicilia a giocare? O? Sì, sempre in Sicilia. Sempre in Sicilia. Io particolarmente il mio primo campionato in Serie C e io ringrazio la società di Giacomo che mi ha dato questa opportunità e anche all'allenatrice che sono Francesca Scolo, Carina Gote, e quest'anno la nostra squadra è piena di giocatrici. Questi due nomi mi ricordano qualcosa di più della Serie C, vero? Cosa? L'allenatrice, la Scolo, sì, Carina, in Serie A, credo. Sì, loro hanno giocato in Serie A, Serie A1, sono bravissime, capiscono tanto di pallavolo. Per me è un orgoglio, un piacere enorme partecipare. Volete iniziare dalla C per scalare? Sì, questa squadra è molto ambiziosa, questo progetto, vogliamo far tornare Aragona nella pallavolo che conta in Serie A e con umiltà e piedi per terra cercheremo di conquistare questo campionato. Gli sportivi ci sono, vi sostengono? Sì, tantissimi. Il palazzetto è pieno? Speriamo, la nostra prossima partita sarà a casa, quindi vogliamo che tutti i tifosi vengano a sostenerci. Bene, poi continueremo allora a parlare e a conoscere qualche segreto in più della pallavolo SEAP Aragona. Gaetano Miliotto da un po' di tempo a questa parte si è messa in testa una cosa, che vuole riportare l'acqua a un diritto pubblico, a un bene comune e che non deve essere oggetto a volte anche, non diciamo di scambio, ma comunque di repressione. C'è stata la battaglia per non avere tagliata l'acqua per morosità, la battaglia per avere una giusta distribuzione e soprattutto una battaglia per pagare equamente quello che ci viene dato. Dove arriva questa forza, Gaetano? La forza è la forza della disperazione, questa che ci porta ad agire così, perché questo è un lavoro che dovrebbero fare i politici, perché quando uno fa politica e diventa un amministratore deve sapere amministrare. Quello che loro invece fanno, amministrano solo il loro stipendio. Parole non forti, dico tutti, ma amministrano solo il loro stipendio. E noi abbiamo visto che siamo costretti a scendere in campo. A scendere in campo perché? Perché non abbiamo più diritti. L'acqua è un bene pubblico. La gestione deve essere tale, perché se un privato mette mani in qualche cosa, quello per sua natura, un SPA, per sua natura deve fare guadagni. Allora non è che ha torto chi non lo controlla. Siccome i controlli si lasciano desiderare,
I politici fanno finta di non capire, per non dire altre cose. Proprio in questi giorni c'è stata anche, soprattutto a Favara, una battaglia per la lungaggine dei turni che sono andati oltre 15 giorni. Gaetano assieme ad altri già qualche anno fa ha fondato un'associazione che si chiama Prometheus, che poi si è allargata nelle altre città. Abbiamo cominciato con un piccolo comitato spontaneo, poi abbiamo fatto la Prometheus per avere più forza e essere più incisivi, ma ci siamo anche accorti che da soli non si va da nessuna parte, ci vuole l'unione. Siamo riusciti a riunire molti paesi, una quindicina, dove abbiamo fatto il coordinamento titano. Il coordinamento titano, io sono il coordinatore. Il coordinatore perché sono stato uno dei primi a cercare di raggruppare. Quello più battagliero, insomma, dai. Più disperato, diciamo. Più disperato perché quando io vedo le cose come vanno e nessuno si muove per fare le cose, dove lascio i miei figli e i miei nipoti? In quale mondo? Allora, visto che i diritti non ci stanno, l'acqua dovrebbe essere accessibile a tutti. C'è una legge per ora, perché chi ha l'acqua che la tagliano, non c'è una legge che si può riattivare perché allora deve morire. Ma di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando dell'essere umano. Non stiamo parlando, le bestie hanno più senso in certe cose, ma che facciamo, scherziamo? La legge dice che posso dare 50 litri e 50 euro per aiutarti a pagare. Sì, ma quello che gli hanno tagliato l'acqua non c'è una legge dove può avere accesso all'acqua. E da qui dicevi la disperazione e la voglia di avere riconosciuti i propri diritti, un inizio di battaglia che ha avuto già qualche... Sì. Ci siamo intrufolati, cioè dire, abbiamo cercato di rientrare in contatto con l'ATI e ci stiamo già, vogliamo la rescissione di contratto con Girgenti Acque e ci riusciamo, ma non perché ci fa antipatia Girgenti Acque, perché un altro suo posto avrebbe fatto lo stesso. Non c'è compatibilità. C'è proprio questo sistema che non va. Ecco. È il sistema che non va, non c'è compatibilità, Girgenti Acque deve fare utile. Io mi ricordo che in una seduta dell'ATI dove stavano facendo i prezzi, c'era un tecnico sceso dalle Puglie, mi pare, e mi diceva i prezzi vanno fatti così, possiamo solo diminuire del 2% qua e là, è giusto. Faceva capire che era giusto. Dico, senta qua, lei mi deve fare una cortesia, deve convincere il mio cervello che quello che dice lei ha ragione. Mi dico una cosa, c'è un paese qua vicino, di cui Aragona, che compra l'acqua da Girgenti Acque, non ha fonti, non ha pozzi, non ha niente, compra da Girgenti Acque, gestisce in house e fa pagare 200 euro. Perché io per avere un altro gestore devo fare 600, 700, ce ne sono da 1000 e da 1000 qualche cosa, ma scusa, mi volete mettere i contatori, dite che è legge, ma perché la mia firma volete? Ha senso? Perché volete la mia firma? Volete il mio assenso? Per fare un contratto tra privato e privato e l'amministratore che fanno? E proprio per questo si sta cercando proprio con il coordinamento titano di far emergere quelle che sono tutte le difficoltà nei vari paesi e avere anche più forza di contrattazione. Certo. Ma soprattutto con l'ATI si diceva, perché sì, quella che si contrappone a Girgenti Acque è l'ambito territoriale. Io da incompetente iniziando ho detto, il sindaco ha fatto, no, è stato l'ATI. Poi l'ATI fa parte di tutti i sindaci, ecco, esatto. C'entrano in percentuale un po' tutti. Chi ha fatto il contratto con Girgenti Acque? L'ATO, quel tempo, ora ATI. Allora, chi può recidere un contratto? L'ATI. Dialogare noi con Girgenti Acque non serve a niente, non è il nostro interlocutore, e l'abbiamo detto anche alla Chiesa di San Pietro e Paolo. E a proposito di Chiesa di San Pietro e Paolo, Domanti mi pare che si chiami, Damanti, sì. il prete, e l'altra volta ha fatto anche insomma, la voce grossa dicendo che molti suoi parrocchiani chiedono padre, posso venire a lavarmi che non ho l'acqua a casa. Don Giuseppe, una situazione un po' triste, no? È una situazione presente in tutte le città. Potremmo raccontare tante situazioni drammatiche. Quando davanti alle richieste tra la bolletta di luce e la bolletta dell'acqua la risposta è ci paghi la luce, ci aiuti a pagare la luce perché l'acqua quando era aperta la andiamo a prendere a buon amorone, riusciamo a fare qualche cosa offensivo della dignità personale di una famiglia che deve superare. Effettivamente, come diceva il dottor Milotto, c'è questa
difficoltà di entrare dentro quelle che sono le esigenze del territorio e di chi abita il territorio. Una legge che è stata fatta dall'alto non considerando il servizio che bisognava fare alla comunità. Bene, ci fermiamo un attimo perché vogliamo un po' rilassarci, dicevamo abbiamo due splendide voci qui a nostra disposizione, quindi è giusto che anche il palcoscenico ideale che Target offre a loro sia pronto e disponibile. Iniziamo con Gloria Marotta. Proprio volevo conoscerti un po' meglio, Gloria, cioè, oltre a fare la cantante, il tuo percorso di studio è già finito, vuoi fare qualche cosa, insomma, raccontaci un po' di te, ecco. Mi sono diplomata al liceo artistico di agriturismo. Quindi già l'arte, insomma, sì, fa parte di te. Adesso sto facendo un'accademia di trucco a Palermo, quindi mi piace un po' disegnare, il make-up. Dicevamo che Tania è nata cantando invece che piangendo, tu invece? No, siamo sempre colori. Anche tu hai iniziato da piccolina, sì, diciamo. Allora io prima a 3 anni fino ad 11 anni ho fatto danza artistica, moderna e classica, poi mi sono dedicata completamente al canto all'età di 11 anni. Quindi diciamo un'artista completa, ecco. Sì. Cosa ci fai ascoltare adesso? E penso a te di Lucio Battisti. Beh, allora conquista il centro del nostro studio per la tua esibizione a Target dalla scuola Arcadia di Favara, Gloria Marotta con E penso a te. Io lavoro e penso a te, torno a casa e penso a te, gli telefono e intanto penso a te. Come stai? E penso a te, dove andiamo? E penso a te, io sorrido, abbasso gli occhi e penso a te. Non so con chi adesso sei, non so che cosa fai, ma so di certo a cosa stai pensando. È troppo grande la città per due che come noi non sperano, però si stanno cercando, cercando, cercando. Scusa è tardi, penso a te, mi accompagni, penso a te, non sono stata divertente, penso a te, sono al buio e penso a te, chiudo gli occhi e penso a te, io non dormo e penso a te, na 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 na. Adesso sei, non so che cosa fai, ma so di certo a cosa stai pensando. È troppo grande la città per due che come noi non sperano, però si stanno cercando, cercando, cercando. Scusa è tardi, penso a te, mi accompagni, penso a te, non sono stata divertente, penso a te, sono al buio e penso a te, chiudo gli occhi e penso a te, io non dormo e penso a te. Penso a te, chiudo gli occhi e penso a te, io non dormo e penso a te.
Maria Marotta con questa personalissima interpretazione di E penso a te di Lucio Battisti. Ritorniamo alla nostra cattedrale, dicevamo venerdì c'è che cosa? Una manifestazione, Don Giuseppe? Una marcia silenziosa per il Colle di Girgenti, non solo la cattedrale. Come dicevo all'inizio, per la cattedrale già si sta intervenendo, ciò che è rimasto indietro è il Colle, che desta preoccupazione nel lungo termine, perché se sembrava essere arrivato a un punto forte, quello del finanziamento del progetto preliminare per fare l'intervento, capite che siamo ancora alle fasi proprio iniziali del percorso, con 6 anni, dopo 6 anni di studi che sono stati portati avanti. E lo stop che c'è stato con questo scambio di note tra il Dipartimento regionale della Protezione Civile e l'assessorato territorio e ambiente e il Dipartimento della Programmazione e Bilancio diventa preoccupante, perché i tempi si allungano di molto e mentre facciamo l'intervento della cattedrale vorremmo che già l'intervento sul Colle venisse almeno progettato e finanziato. Ci sono solo relazioni di fattibilità, sono quelle che ha potuto produrre la protezione civile. L'indignazione e sensibilizzazione perché al di là della cattedrale, segno ecclesiale, cattedra del vescovo, grande monumento, il Colle, sotto il Colle sta via 25 aprile. Ci preoccupano le abitazioni nel tempo, non è una preoccupazione imminente, però insomma, se non si mette mano a lavorare e se non si è riusciti con questa amministrazione regionale, vedremo con la prossima amministrazione regionale, ma ci rendiamo già subito conto che prima che la macchina regionale si rimetta in moto dopo le elezioni ci vorrà molto tempo, e quindi ecco, sensibilizzazione affinché chi andrà a governare prenda subito in mano le sorti di via 25 aprile, della cattedrale, del Colle, del centro storico di Agrigento, delle attività commerciali. Ne abbiamo censite già 21 fiorenti, mi permetto di dire forse tra le più fiorenti che ci sono nella città di Agrigento, insieme ad altre 31 famiglie che abitano sotto il Colle. Ripeto, non c'è un problema imminente di crolli o situazioni particolari, ma il percorso deve essere iniziato. Insomma, deve essere iniziato perché è un percorso lungo e più tempo si perde, più lungo diventa. Quale sarà, diciamo, la strutturazione di questa marcia, di questo cammino? Il raduno è alle ore 18 all'inizio di via 25 aprile con l'incrocio con via Emera, dove c'è la rotonda. Di lì saliremo per via Gioeni, via Plebiscirrea e raggiungeremo davanti alla cattedrale. Sarà proprio un percorso silenzioso, siamo in un momento anche molto delicato, non c'è nessun riferimento a ciò che si farà giorno 5, è proprio una presa di consapevolezza della comunità ecclesiale. Organizza non la parrocchia di San Gerlando, la cattedrale, organizza il vicariato foraneo, cioè l'insieme delle comunità della città di Agrigento. Quel giorno tutte le chiese rimarranno chiuse, come segno anche di solidarietà con quel portone che ormai è chiuso da 6 anni. Bene, noi saremo a seguire questo percorso, questa voglia insomma di far rivivere e naturalmente di mettere in sicurezza il Colle e il centro storico. Ritorniamo alla pallavolo. Jacqueline diceva insomma che è una squadra e anche una società ambiziosa che vuole emergere, quindi si deve fare un lavoro duro insomma. Sì. Dobbiamo lavorare. Come si svolge la vostra preparazione settimanale in vista della partita poi? Sì, noi lavoriamo 3 volte alla settimana in palestra e 2 volte con i pesi la settimana, e poi abbiamo anche giocatrici che quest'anno sono state acquistate, che hanno esperienza in Serie B, e anche una che ha giocato in Serie A pure, A1, A2 mi sa. Pamela Salamone, e anche le ragazze che sono rimaste degli altri anni hanno tante esperienze in questo campionato e aiutano a creare questo gruppo. È un lavoro duro, anche fisico insomma? Sì, un lavoro duro. Abbiamo avuto la preparazione durante 1 mese e mezzo e adesso abbiamo cominciato veramente le partite. Piano piano dobbiamo trovare anche il ritmo, il gruppo lì dentro il campo, no? Però abbiamo avuto già quella preparazione fisica.
Nel calcio si dice che quello che conta in una squadra è lo spogliatoio, no? Cioè, ovvero l'affiatamento tra tutte le componenti, sia come giocatrici sia anche come mister, in questo caso la vostra allenatrice e la società. Già questo lo avverti tu? Questa unità, questo stare insieme? Come stavo dicendo, noi abbiamo una squadra molto forte, così singolarmente, ogni giocatrice è una squadra molto forte, abbiamo veramente un gruppo così. E quello che stavo dicendo, il gruppo, questa cosa dello spogliatoio, piano piano cercheremo di mettere in pratica, perché non vince le partite avere solo singole giocatrici brave. Quello che conta è il gruppo, è la squadra, quindi giocando, stando insieme, noi riusciremo a mettere questo in pratica. E come la scuola è cattiva, insomma, molto esigente. No, è bravissima, sinceramente ho parlato anche con un'altra brasiliana, ho conosciuto un'altra brasiliana che è venuta qui in Italia quando aveva 17 anni, oggi ha 27, e lei mi ha detto che come loro, come Karina e Francesca, che conosco della pallavolo in Sicilia, qua sono pochi, loro sono veramente bravissimi, e per me è un onore lavorare con loro. Dal punto di vista personale, è vero che tutti voi brasiliani avete sempre un po' di saudade do Brasil? Saudade, sì. Siete un po' come noi siciliani, no? Che quando siamo fuori vogliamo sempre ritornare e pensiamo alla nostra terra. Sì, guarda, sinceramente io sono molto felice e ringrazio anche a Dio questa opportunità di essere tornata qui ad Agrigento, io e mio marito, no? Perché qua siamo veramente stati benissimo, siete molto simili a noi brasiliani, la Sicilia è molto simile, allora, sì. molto bene. Prossima partita? La prossima partita a casa, sì. Questo fine settimana giochiamo a casa. L'avversario? Io mi dispiace adesso non ti so assicurare. Però dovete vincere, perché insomma il biglietto di presentazione col pubblico di casa deve essere. Sì, vogliamo tutti in palestra per sostenerci e poter portare questa vittoria e questi punti a casa. Ve lo auguriamo. Giusy, una che vuole fare un percorso di studi all'Arcadia, che cosa deve fare? Prima un provino, un'audizione, insomma, deve proporsi, ecco. Sì, allora basta venire a scuola, fare una lezione prova, una sorta di provino vero e proprio, dove iniziamo a fare una serie di vocalizzi per vedere un po' se c'è l'intonazione, il senso della ritmica, e poi viene tutto il resto. Oltre naturalmente a quella che è la struttura della scuola Arcadia, so che voi ogni tanto fate anche degli stage, degli incontri con insegnanti un po' più di grido, ecco. Sì, spesso e volentieri, una volta al mese più o meno la scuola esce fuori per dare l'opportunità a tutti i ragazzi di esibirsi davanti a una giuria veramente qualificata e di grandi artisti del mondo dello spettacolo vero e proprio, facendo degli stage, dei master dove ai ragazzi vengono dati dei consigli sui brani, proprio dei consigli tecnici veri e propri. Però ci vuole sempre un po' di fortuna, non solo sul campo, in tutta la ci vuole. Magari incontrare la persona giusta, nel momento giusto, trovarsi lì. E vabbè, pensi che c'è qualcuna di queste ragazze, non diciamo delle presenti, ma in generale di quelle che sono nella scuola, che promettono bene? Sì, ce l'hanno le possibilità, devono giocarsela tutta. Bene. Ritorniamo all'acqua. Gaetano, dicevamo di questa battaglia che parte dal basso, che vuole che i propri diritti siano rispettati, ma anche che vuole essere presente dal punto di vista burocratico e tecnico. So che vi state lottando molto, insomma, per far parte di questo tavolo tecnico, per cercare di amalgamare un po' tutto, no? Sì. Io è da tempo che ho chiesto al Comune di Favara, all'amministrazione, un tavolo tecnico. Poi ho portato i documenti insieme ai fontifoni, perché il 2014 al suo tempo Ato dice ai sindaci: munitevi di tavolo tecnico per difendere l'utente, cosa che in tutti i paesi non è successo. Io ho chiesto a Favara: fate il tavolo tecnico. Il tavolo tecnico in cosa consiste? Non ci vogliono soldi, è un vigile che pagano sempre e comunque, un tecnico del comune che pagano sempre e comunque, i consiglieri che non vengono pagati e due delle associazioni che non vengono pagati, almeno con gente competente, perché il vero guaio qual è? È l'incompetenza. Un poveraccio che arriva e gli fanno un controllo, un qualche cosa, con chi, come si può difendere?
Non si può difendere perché... Non ha gli elementi a volte anche tecnico-giuridici per controbattere. A me è successo in via Pietro Mangini, uno mi chiama Cigaretta, che fa? Ieri mi devono controllare il contatore. Sì, dico vengo. Arriva l'ingegnere e arriva l'operatore. Dico che fate qua? Dice dobbiamo fare il controllo. E la controparte dov'è? Che cos'è la controparte? Che vuol dire cos'è la controparte? Voi potete, non è nel caso tuo, ma voi potete dire qualunque cosa. Scusa, la controparte ci vuole. Dice, ma c'è lui? No, lui è l'utente. Allora dice, chi deve essere? O il comune o l'ATI. Io quel tempo non sapevo bene chi, ma sapevo che ci voleva. Quando ho avuto i documenti, che il 2014 e a giugno mando ai sindaci questo, dico fatemi il tavolo tecnico. Sì, va bene, l'ho scritto, l'ho fatto oralmente e tu, sì, ma ancora devo vedere il tavolo tecnico. Allora, anche se devo dire che un po' la sindaca di Favara, insomma, un po' la voce grossa con Girgenti Ecco l'ha fatto in più occasioni, ha fatto delle diffide sui turni lunghi, ha chiesto che non venga pagata la depurazione perché il depuratore è sotto sequestro. Ma che cosa ha risposto Girgenti Ecco? Che non è vero, perché lei non ha elementi. Invece con un tavolo tecnico firmato da un tecnico, firmato da un vigile, dalle associazioni, è un documento giuridicamente valido. Allora dici, io ti faccio darebbe più forza e più voce anche all'amministrazione, perché una diffida che non ha seguito non ha senso. Noi come associazione abbiamo fatto la diffida all'ATI a tutti i 43 sindaci, o si muovono o facciamo la denuncia. Qua non si può giocare, perché io sto lavorando di tasca mia, io non faccio politica elettorale, la mia politica è di informazione. La gente perché non parla? Perché è tenuta all'oscuro e non sa. E adesso con il coordinamento titano, allargandosi al macchiatoio in tanti comuni, la voce dovrebbe diventare più grossa, ecco, tra virgolette. Sì, è ancora niente, perché ci stiamo muovendo anche a livello regionale. Giorno 12 abbiamo un appuntamento a Palermo con le cose regionali, dove, perché non sono solo i sindaci ma sono anche gli onorevoli che non fanno il loro lavoro. Allora, loro si mettono in lista, gli diamo i voti che dovrebbero fare le battaglie che noi facciamo e non li fanno. Allora, a questo punto che cosa c'è da fare? Alzarsi le maniche e partire. Dalla vostra parte ci sono anche le associazioni dei consumatori, noi abbiamo ospitato a Favara c'è la Consum, diversi rappresentanti, insomma, che anche dal punto di vista giuridico hanno fatto impugnazione di cartelle, hanno chiesto la sospensione, insomma si sono impegnate, ecco. Abbiamo fatto un gruppo talmente in crescita che là dentro adesso ci sono avvocati, dottori, gente competente, non è che io sono il meno competente, c'è gente che sa il fatto suo, c'è un cervello dietro dove devono fare le cose, perché non si può andare avanti così. O facciamo o andiamo. Ricordiamo sempre a difesa del cittadino utente. Ecco. Sempre a difesa del cittadino, perché io non farò mai campagna elettorale. Se qualcuno mi chiama, io sono quello che dice quello che è vero e quello che è falso, secondo il mio parere. Se c'è qualche politico, che ben venga, che fa il lavoro del popolo. Ma io posso dire sì, quello ha fatto bene. Se fa male, dico che ha fatto male, come ho detto agli onorevoli, come ho detto ai sindaci. Io non faccio campagna elettorale, non cercherò voti a nessuno, ma dirò la verità sulle cose. Tu fai Tienici informato su quello che è il lavoro di questo coordinamento titano e noi daremo voce alle vostre mi dite esigenze. Sì, io porterò gente più competente qua dove spiegherà meglio di me le cose. Le sedie di Target sono sempre a disposizione di tutti, anzi voglio ricordarvi il nostro indirizzo email è target.tva@gmail.com, dove potete segnalarci delle situazioni, dei personaggi, insomma delle associazioni, delle iniziative che secondo voi sono degne di avere l'amplificazione di Target di TVA in tutta la Sicilia, e quindi poi vi contatteremo per avervi ospiti nei nostri studi. Ritorniamo alla musica, abbiamo prima sentito Gloria Marotta, la sua arte che si concretizza anche con lo studio, mentre Tania Vinciguerra, oltre a cantare, che cosa fa, ha fatto o farà, Tania? Lavoro. Già lavori? Già. Sì. Credo che sia già una cosa ottima, le percentuali che abbiamo di disoccupati. Sì.
Mi sono diplomata al commerciale Gasparo Ambrosini. E poi c'è la passione, la passione per il canto, sì. Hai fatto già qualche percorso diverso da Area Sanremo, qualche altro concorso, qualche esibizione? Sì, anche a Favara, poi sono andata a Catania. La piazza l'hai già affrontata? Cioè ti sei esibita in piazza già? Sì. In diverse occasioni i ragazzi girano le piazze, poi d'estate, sì. E c'è più paura, tra virgolette, della piazza o della telecamera? Ma non lo so, dipende poi. Tania che dice? Secondo me della piazza. Della piazza, sì. Vabbè, la telecamera dice sì, c'è quell'occhio che ti guarda, però poi in fondo non c'è nessuno, quindi... Sì. Allora, Gloria ha pensato a Battisti, tu invece? Io a Loredana Bertà. La canzone? Il mare d'inverno. Il mare d'inverno, conquista allora il centro del nostro studio, anche per te il momento dell'esibizione a Target, Tania Vinciguerra della scuola Arcadia con Il mare d'inverno. Sul che non piango
dico perché insomma Area Sanremo fa parte anche di loro, sono veramente bravi. Bene, siamo arrivati praticamente alla chiusura del nostro appuntamento anche per questa settimana. Io spero che i miei buoni morti mi portino ancora una volta tanti bei dolcini e come al solito nel salutare e ringraziare i miei gentili ospiti per la loro presenza chiedo di farlo in maniera particolare, ecco, non un semplice grazie e arrivederci, ma un pensiero positivo, una frase, insomma un qualcosa relativo al vostro lavoro, alla vostra associazione, al vostro essere e che ci faccia pensare positivo, che ci faccia vedere il bicchiere sempre mezzo pieno, perché ci aiuta a vivere e andare avanti nel migliore dei modi. Grazie e tanti auguri a Gloria Marotta. Allora, qual è il tuo pensiero positivo, Gloria? Il microfono o anche il tuo sogno? Io spero che mi porti fortuna questa venuta qui. Vi ringrazio per l'invito. Tanti auguri a te. Tania. Anche io vi ringrazio. Speriamo. Speriamo bene? Sì. Sì, sicuramente Giusy avrà più voce. Io invece volevo concludere con una frase di Gabriele D'Annunzio: fai della tua vita come se fosse un'opera d'arte. Credo che sia una frase di grande spessore, veramente. Grazie a voi e alla scuola Arcadia. C'è Angela. Sì, abbiamo qui. Un saluto, soltanto ti facciamo vedere ai nostri. No, niente, dietro le quinte sempre. Mannaggia. Ci sarà un giorno che la faremo sedere qui nel nostro studio. Grazie della presenza e della partecipazione, in bocca al lupo a tutta la pallavolo SEAP Aragona con Jacqueline Donascimento. Sì, grazie. Beh, io ho pensato una frase in portoghese, però sto cercando di fare la traduzione. Sentiamo la prima lingua originale? O è troppo piccolo? No, è piccola. Que o esporte nos ensina a socializar, porque nos ensina na derrota e na vitória. Que lo sport ci insegna a socializzare, perché impariamo tanto con la sconfitta e la vittoria, quello che conta è stare anche insieme, conta. No? Sì. Bene, grazie e in bocca al lupo. Grazie a Gaetano Miliotto per il lavoro che fa con il coordinamento Titano. Io ringrazio voi perché ci date voce, perché la gente ha bisogno di sapere, perché è tenuto all'oscuro. Vi ringrazio tantissimo perché è necessario che quando la gente sa e conosce le cose può reagire. Se non sa, un cepolo che non vede non può reagire, così è il popolo. Grazie Don Giuseppe Pontillo e che il Colle di Agrigento e la cattedrale possono ritornare a essere sereni, sicuri e fruibili da tutti. La vita non è tolta ma trasformata, diremo giorno 2 per la commemorazione dei defunti, che ognuno di noi riesca a trasformare già questa vita vivendola appieno, come anche le ragazze, il gioco della pallavolo, l'impegno sociale ci permette, trasformare il quotidiano ci permette già di essere nel paradiso. Bene, se volete segnalarci qualcosa potete farlo a target.tva@gmail.com. Grazie della vostra presenza e partecipazione e grazie soprattutto al nostro gentile pubblico che anche questa volta ha avuto la bontà di seguirci. Buona serata a tutti.